Nuovi crolli sulle Dolomiti, San Vito imbiancata. Apriamo con questa notizia la rassegna stampa di oggi, lunedì 30 giugno. Un boato alle 3 del mattino, tetti, strade e auto coperti dalla polvere. Sembrava nebbia. Sembrava di essere a Milano d'inverno con la nebbia a limitare la vista, parole di chi è sceso in strada a San Vito di Cadore nel cuore della notte. Al mattino lo spettacolo agghiacciante, auto ricoperte dalla polvere, tetti e strade imbiancate. Tutta colpa dei crolli notturni sulla Croda Marcora, una montagna che sta sgretolandosi. E infatti si vedono le fotografie qui su Corriere delle Alpi, ci sono le foto che mostrano appunto San Vito completamente imbiancata. Un forte boato alle 3 di notte e al mattino la popolazione di San Vito si è svegliata con i tetti, le strade e le auto parcheggiate nel paese imbiancati come a Natale. Gli automobilisti che prima dell'alba si sono ritrovati ad attraversare San Vito di Cadore riferiscono che di punto in bianco hanno impattato una nebbia quasi impenetrabile, che era appunto la polvere in libera caduta. Sembrava quasi di trovarsi in pianura padana in inverno con la nebbia fitta, racconta qualche residente di San Vito. Le rocce marce della cima Marcora hanno continuato a sgretolarsi dalle 17 di sabato lanciando sinistri tonfi. Sono le 19, attendiamo l'elicottero della protezione civile messo a disposizione dall'assessore Bottaccini per una ricognizione, diceva appunto ieri il sindaco Franco De Bon. Continuiamo a sentire dei botti da far paura, li razionalizziamo perché i massi cadono da un'altezza di 3000 metri e si infrangono ai piedi della parete a quota 1200, un bel salto. Aveva calcolato in occasione del precedente distacco che erano stati crollati il geologo Nicola Doglioni circa 4.000 metri cubi e che altri 4.000 erano rimasti sospesi tra una fessura e l'altra della vetta. Non è da escludere che questa volta siano precipitati ben più di 4.000 metri cubi, afferma Massimo Bortoluzzi, consigliere delegato della provincia. Ed ecco che, come nel caso della statale D'Alemagna a Cancia, anche qui a San Vito si pone il problema di far bypassare l'eventuale colata sotto l'asfalto. Sempre ieri pomeriggio, in una ricognizione, il sindaco De Bono e un dirigente di ANAS hanno individuato in località Dogana una canaletta idraulica per dove convogliare lo scarico. Il tema della sicurezza della statale 51 è incombente in vista delle Olimpiadi e le fotografie, come abbiamo visto, sono davvero impressionanti. Sempre nella paginata ci sono altre, pagina 2 e 3 del Corriere delle Alpi, ci sono altri articoli dedicati a questa tematica. I racconti degli abitanti di San Vito di Cadore: è stato terrificante, il paese in pochi minuti è diventato bianco, sono le 3:27, mi sono svegliato dal frastuono continuo di massi che rotolano, sembra stia venendo giù tutto, mio Dio. Il commento di Daniele Mosto, residente a San Vito, che ha messo nero su bianco quanto avvenuto nella notte tra sabato e domenica, quando sono ripartiti i distacchi di materiale roccioso da Croda Marcora. E poi c'è anche l'intervista al geologo bellunese Luca Salti. Sabato si è sentito un suono sordo, la Croda è marcia, dovremo attenderci ulteriori cedimenti nei prossimi mesi. Perché tanta polvere? Perché, come dicono in paese, la Croda è marcia e i distacchi che scendono sbriciolandosi sono importanti. La spiegazione di Luca Salti, geologo che conosce le Dolomiti come le proprie tasche e che nei giorni scorsi è salito sulle colate della Val Boite a piedi per esaminarle palmo a palmo. Quando una roccia è così degradata si verificano collassi di porzioni importanti e la polverizzazione che abbiamo visto. Almeno una decina di situazioni a rischio nella sola Val Boite intorno a Cortina, come peraltro altrove sulle Dolomiti, dice appunto Luca Salti, il geologo esperto. Chiudiamo questo capitolo e andiamo ad aprirne un altro. Purtroppo una brutta notizia si è diffusa ieri sui social, dopo praticamente un giorno e mezzo di ricerche. Morto dopo un volo di 50 metri tra le rocce. Stiamo parlando dell'escursionista scomparso in Val Pramper, siamo in Val di Zoldo. Era in un canalone, può essere stato tradito da un bastoncino che non ha retto, ne scrive Paola Dallanese. È stato ritrovato poco dopo le 12:30 il corpo senza vita di Ugo Fattore, 60enne escursionista veneziano disperso da venerdì in Val Pramper. L'uomo è stato rinvenuto in un canalone dall'elicottero del reparto volo dei Vigili del Fuoco di Venezia. L'allarme era scattato venerdì sera dopo la chiamata arrivata dai familiari di Fattore, che dal mattino non avevano più avuto sue notizie. Il 60enne era arrivato in Val di
di Zoldo, dove la famiglia ha una casa, ed era uscito di buon mattino per fare un'escursione nell'area di Forcella Moschesin, una zona che conosceva molto bene. Aveva parcheggiato la sua auto all'imbocco della Valpramper, lasciando un biglietto con il presunto orario di rientro alle 14, ma da allora nessuno l'aveva più visto. C'era stata qualche segnalazione di avvistamento, ma nessuna era realmente fondata. Le ricerche sono iniziate venerdì notte per poi proseguire per tutta la giornata di sabato e riprendere ieri mattina alle 6:30. I soccorritori, secondo le indicazioni e le informazioni dei familiari della geolocalizzazione del cellulare del sessantenne, si sono focalizzati intorno all'area di Forcella Moschesin, oltre una cinquantina di persone impegnate nelle ricerche. Subito è partita la perlustrazione dell'area da dove pervenivano le indicazioni delle apparecchiature, ma senza successo, e poi il corpo è stato individuato appunto in un canalone. Secondo una prima ricostruzione, l'architetto veneziano stava percorrendo una traccia per raggiungere una cengia ed è scivolato ruzzolando tra le rocce per 50 metri. Sulle cause del tragico incidente varie sono le ipotesi, visto che quello era un percorso che Fattore conosceva molto bene. Era un architetto affermato nei restauri in istituzione Tre Tennisti Over, contitolare di uno studio a Marghera, la moglie ristoratrice a Murano, il dolore degli amici, appunto per la tragica scomparsa dell'uomo. E purtroppo non è l'unica tragedia del fine settimana. Con il quad si schianta su un SUV, muore all'uscita del ristorante. L'incidente sul passo San Pellegrino, la vittima è un padovano di 33 anni, ferita la compagna. Poche frazioni di secondo sono bastate per segnare la differenza tra la vita e la morte. Un incidente sul confine tra Bellunese e Trentino è costato la vita a Mattia Micaglio, 51 anni, veneziano per nascita ma padovano d'adozione. Era alla guida di un quad bike con in sella la compagna di 33 anni quando si è scontrato con un SUV sulla strada provinciale 346 a Passo San Pellegrino. Per Mattia, direttore commerciale e socio della Marcato SPA, storica fabbrica di macchine per la pasta nato in tutto il mondo, non c'è stato nulla da fare. I paramedici arrivati poco dopo sulla scena non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La compagna è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Santa Chiara di Trento, non è in condizioni critiche e ha già ripreso conoscenza. Illeso invece l'autista al volante della Jeep Renegade, un ragazzo di 26 anni di Vigo di Fassa. E poi ancora malore al rifugio Fredarola, muore un escursionista, numerosi soccorsi in quota. È di un morto e alcuni feriti il bilancio della giornata di ieri sulle Dolomiti. Il personale sanitario del SUEM 118 e volontari del soccorso alpino sono intervenuti in più parti della provincia per portare aiuto agli escursionisti. Un malore è stato fatale a un turista olandese di 70 anni ieri mattina. L'uomo si trovava una trentina di minuti a piedi dal passo Pordoi quando ha iniziato a sentirsi male, quindi veramente una domenica triste quella di ieri, diversi incidenti e appunto e anche il ritrovamento dell'uomo che risultava disperso in Val di Zoldo. Ci spostiamo a Feltre dove si legge un articolo che riguarda il semaforo alla chiusa che ha mandato in tilt il traffico, lunga colonna di auto. Al mattino anche più di 40 minuti per il tratto Fener-Feltre, al pomeriggio la situazione si è ribaltata verso la pianura, ne scrive Roberto Curto. 40 minuti abbondanti per percorrere ieri mattina il tratto tra Fener tratto tra Fener e Feltre e tempi almeno raddoppiati per uscire da Feltre in direzione della pianura al pomeriggio. Il semaforo che regola a senso unico alternato alle curve di Anzù, dove è in corso un intervento al cavalcaferrovia, si è rivelato una trappola fallendo la propria funzione, sottoposto al flusso di veicoli in entrata e in uscita dal Feltrino in base all'orario. Spazientiti, arrabbiati, rassegnati, gli automobilisti che ieri hanno percorso il tratto bellunese hanno dovuto mettere in conto lunghe code e lunghissime attese. Ci spostiamo ora al Gazzettino, andiamo a leggere l'altro quotidiano locale, andiamo alle prime pagine, ora le recupero subito. Anche qui ovviamente c'è spazio per la scivolata fatale a Forcella Moschesin, per la morte appunto dell'escursionista veneziano Ugo Fattore, c'è l'articolo di Damiano Tormin.
E c'è anche un articolo, sempre dovrebbe essere a firma di Damiano, che riguarda il disastro ecologico, il gasolio nel Piave, continueranno oggi i lavori a Soverzene. Leggevamo sabato, nella rassegna di sabato, la notizia, dopo la chiusura di ieri, nuova ordinanza di stop al traffico sul ponte della centrale. Tolta la Chiazza Valle, tocca ora a Vodo, al via la rimozione della vecchia cisterna. Ripristinare le chiare, fresche, dolci acque di Boite e Piave non sarà un affare semplice. Lo sversamento di gasolio originatosi da una vecchia cisterna Cancia sotto l'Antelao sta impegnando da giorni un ampio spiegamento di forze. Anche ieri i vigili del fuoco e tecnici Enel hanno operato a pieno regime e anche oggi le operazioni proseguiranno con una nuova chiusura della strada di Soverzene. Andiamo avanti, andiamo a leggere altre notizie. Salzan, siamo in questo caso a Santa Giustina, ne scrive sempre Damiano Tormen, stop a risse e scontri di gang, bar chiuso 10 giorni. Da ieri sono scattate misure stringenti di pubblica sicurezza al locale d'Achino, l'operazione per prevenire fenomeni di caos create da bande di minorenni. Stop a risse, litigi rumorosi e caos a Salzan, almeno per 10 giorni. Questo è il tempo disposto dalla questura per il bar d'Achino, che ha dovuto chiudere ieri le serrande. Potrà riaprire solamente dopo l'8 di luglio, se non ci saranno ulteriori provvedimenti. La misura disposta infatti ha l'obiettivo di prevenire fenomeni di microcriminalità e lotte tra gang che si sarebbero verificate nelle ultime settimane proprio tra il bar e le sue immediate vicinanze, e appunto è stata presa questa misura per evitare che accadano altri disastri. Mostra frenata dal caldo torrido, stiamo parlando della mostra dell'artigianato a Feltre. In totale comunque tra gli stand del centro storico si sono presentate almeno 15.000 persone, bene anche il mercatino. Consegnato il premio Carlo Rizzarda ad Alessandro Di Bari, riconoscimento per la forgiatura olimpico a Gabriel Gasperi. Ne scrive Eleonora Scarton. Il caldo torrido di questi giorni non ha frenato la mostra dell'artigianato di Feltre, che registra la presenza di circa 15.000 persone, un numero in leggero calo rispetto alle precedenti edizioni, ma che comunque è di tutto rispetto, tenendo in considerazione proprio le temperature altissime che hanno caratterizzato le giornate di venerdì, sabato e domenica e il temporale della serata inaugurale di giovedì. Ultima notizia prima di chiudere, in un articolo di Dario Fontanive, Andric, una messa per i 60 anni di sacerdozio, il rito per il vescovo emerito celebrato a Santa Maria delle Grazie, siamo a Rocca Pietore. 60° di sacerdozio per Monsignor Giuseppe Andric, vescovo emerito di Belluno Feltre, che ha voluto ricordare, con una messa celebrata nel santuario mariano di Santa Maria delle Grazie, la consacrazione sacerdotale. Presenti alla messa vari confratelli del clero bellunese sono intervenuti per esempio Don Luigi de Coll di Lavalle, parroco di Libano, Don Matteo Colle, Don Cristian Mosca da Frassenè, Don Dario Fontana da Alleghe, attuale cappellano di servizio al santuario Santa Maria delle Grazie, e Don Giorgio Soccol da Taibon. E con questa notizia andiamo a chiudere la rassegna stampa di oggi. A tutti un buon inizio settimana e ci risentiamo ovviamente come sempre a prestissimo. Grazie mille e a presto.